Caldo e piccante. È piccante tal dia, c'è Tutto questa bene. Calabria, montagne, il mare, Lo C'è- sai? Ma non sai. Non sono mica stato in Calabria. È il moroso di mia sorella, che è militare qui a Campoformio, che mi ha detto quelle robe. E tu? No. Io no, non sono stato. Sì. No, ma allora è bello ascoltare storie, no? È bello, sì, però bisogna anche un po' consumare le suole delle proprie scarpe, no? Assaggiare con la propria bocca, vedere con i propri occhi, no? Se no si fa la fine del Fiorentino. C'è? La fine del Fiorentino. Cos'è Neanche il chiaro Fiorentino? tu sa. No, non conosco. Conoscete la storia del Fiorentino? C'era una volta un fiorentino che non si era mai mosso da Firenze. L'unica percorso che faceva ogni mattina era casa sua, mercato, mercato, casa. Casa, mercato, mercato, casa. Cosa Bombe. andava a fare al mercato? Non faceva altro, cosa andava a fare? Andava a ascoltare le storie, vedi questo, hai saputo quella, di tutti quelli che Firenze l'avevano lasciato ogni tanto, ne erano usciti, capito? E lui? Sito? Perché? Perché? Perché non usciva mai e non aveva niente da raccontare, no? Perché un giorno lui disse, Basta! Ora voglio uscire anche io da Firenze, voglio andare in giro per il mondo, vedere le cose, tornare a casa e poter raccontare. oh! E via che si va. Vai, dove vado? Fiorentino, vieni qua. Vado in giro per il mondo. va. Ma non sei neanche capace. Perché? Tutti sanno che prima di partire bisogna vendere tutto. Vendere tutto, cosa? La casa? Bravo. La macchina? Sì, anche. Boh, la televisione? Sicuro. Pensa per? Minimo. Il telefono? Esatto. Devo vendere anche i vestiti. Anche vestite le valigie. Ma Se no uno parte pesante, si ferma subito, una nostalgia. No, libero. Devo vendere tutto? Venduto. Vendo tutto, vendo tutto. Andiamo? Esci, E via che si esci va. da sto cerchio, vai avanti, cammina. Vai, guarda un po' il mondo, E dove si ferma uno che ha venduto tutto? Quando si ferma? Quando fu? Non lo so. Quando fu non lo so. Quando fu buio, a buio no, uno si ferma. Chi è? Cosa volete? Buonasera signor parroco. Non sono un parroco, sono un curato. Bene, sì. Ma secondo lei sarà lo stesso? Vabbè, mi dica. posso chiedere se posso dormire qui questa notte, per favore? Sta chiedendo ospitalità. Le sto chiedendo ospitalità. Ma io le offro anche la cena. Ah, bene, che si mangia? Pane e formaggio. Oh, bene, pane e formaggio. Buono, che si E mentre mangia. mangiavano il curato, parlavo di quante cose ci sono nel mondo. Quante cose. E quanto è bello il mondo. Quanto è bello. Quanto è rotondo il mondo. rotondo il mondo. Ma lei fiorentino, Dica, una dica. vita passata a Firenze, come mai tutto d'un botto questa partenza? Allora lui gli raccontò che era partito perché il mondo lo voleva vedere, voleva provare, voleva guardare e poi tornare a Firenze e raccontare. Che passione, ce l'ho anch'io Ma dentro. davvero? Che quasi, ma le dispiace se domani parto anch'io con lei? Ma Le faccio Fiorentino compagnia. non pareva vero di avere compagnia per il suo viaggio. Allora il mattino dopo tutti e due partirono insieme. Andiamo, di qua, Dove di qua, siamo? questa è la strada. Tal. Come alta? Venga qua, Siamo venga qua. nemmeno partiti. Lei non sa forse che prima di partire bisogna vendere tutto. Ah, ma tanto io non possiedo nulla a parte la tonaca e gli occhiali. Non vorrà mica che me ne vada in giro in mutande, no? Andiamo. Andiamo. Oh, Cammina. Finalmente. Quanti Fiumi. fiumi. Cormor. Oh, Una piramide. una piramide, Torreano, hai visto? Oh, guarda, cammino grande. E qua guarda come sono pasciuti. A passon. Passone, guarda che passone che faccio io. Il Colledo, il Passano, tutto un prato. Cammino. Bressa. E quando si fermano due? Quando si fermano? Quando fu buio. Buonasera, signor Chi era? Conte. Chi è? Cosa volete? Chi siete? Scusi, io e il mio amico curato qui, signor contadino, vorremmo... Io non sono un contadino, sono un fattore. Vabbè. Volevamo fermarci per la notte, è possibile? Ma certo, ma anzi vi offro anche la cena. Grazie, che si mangia? Formaggio, pane e pere. Ah, occhio al fattore non fa sapere quanto è buono il formaggio con le pere. Bene, grazie, buon appetito. Mangiamo. Mangiamo. Ma scusate, questa strana coppia, un curato e un fiorentino che se ne vanno in giro, dove andate?
Allora loro spiegarono che erano partiti, avevano lasciato le loro città per andare a vedere le cose, provarle, tornare al loro paese o città e poterle raccontare. Quello, raccontare, quella è una bella cosa. Sì. Mi dispiace prima anch'io. Ma certo che non ci dispiace. E allora il mattino dopo di buon'ora tutti e tre partirono insieme. Bene, di qua andiamo. la strada, venite. Venite. Cosa c'è? Almeno questo. Senta, signor Fattore, lei lo sa che prima di partire bisogna vendere tutto? Ma tanto io non possiedo nulla a parte le brache e la camicia. Vorrà mica che andiamo in giro in mutande, no? Andiamo. Solo io ho venduto tutto. Vabbè, andiamo. Cammina. Guarda, quante cose. Aria. Un passo Vento. dietro l'altro. Guarda. Che porto nonone. Che appende abitoni smisurati. Deve essere la casa di un gigante. Disse subito al Ferrettino che era un gran curioso. Bussiamo, perché entrare in casa di un gigante si vedono cose fuori dall'ordinario. Va bene, dissero gli altri. Chi è là? Disse il gigante. E li fece entrare. Loro chiesero ospitalità. Il gigante li fece entrare e disse che se volevano rimanere, a lui alla curia serviva un curato. Alla fattoria serviva un fattore. E per il fiorentino, sebbene che di fiorentini non ci fosse bisogno, qualcosa si sarebbe trovato anche per lui. Oh, vabbè! Allora subito disse il Ferrettino, io ci sto perché entrare in servizio a casa di un gigante si vedono cose fuori dall'ordinario. Anch'io ci sto, disse il curato. E anch'io ci sto, disse il fattore. Ecco. Bene, allora, ora vi faccio vedere dove sono le vostre stanze e ci vediamo domani mattina. Buonanotte. Tutto grande. Non arrivo qua, è tutto smisurato. Come sarà la notte di un gigante? Come chissà com'è la luna di un gigante. Ma è una lunona, beh. Sì. Ma secondo te quante stelle ha il cielo di un gigante? Una. Sì. Stellona. Che è chiaro, sì. Ma secondo te quanti minuti ha un'ora di un gigante? Di almeno 10.000. Almeno 10.000, sì. Sì, minutoni. Minutoni. Qua non siete mica venuti a poltrire, disse alla mattina al gigante. Avanti, prima di tutto una bella colazione luculliamo, che si mangia? Pane, formaggio, pere Come dal fattore. e salsiccia fresca. Salsiccia fresca, buona! E dopo colazione io vi mostro il mio giardino, Oh, guarda che fioroni! le mie stalle. Guarda che stalloni! E dopo tutto, signor curato, se vuole venire qui a controllare le carte della cura, venga. E il fiorentino, che era un gran curioso, li seguì e guardava dal buco della serratura e vedeva il curato che guardava le carte della cura e il gigante arrivare da dietro, tirare fuori una spada e zam! E gli tagliò la testa. E allora la testa del curato insieme al resto del corpo finì tutto in una botola per fare salsiccia fresca, senza tonaca e senza occhiali. Disse il fiorentino, questa la racconta Firenze. Chissà se mi crederanno, però. Bene, allora io il curato l'ho sistemato. Sì. Signor Fattore, vuole venire a vedere le carte della fattoria? Volentieri. Bene, si accomodi da questa parte. Bene. Allora lo fece accomodare nella stessa stanza dove prima aveva portato il curato. E il fiorentino, sempre più curioso, sbirciava da dietro la serratura e cosa vedeva? Vedeva il fattore chino sulle carte della fattoria. Il gigante avvicinarsi, tirare fuori uno spadone e... Zam! E anche il fattore, decapitato,
tolti i pantaloni e la camicia, finì a fare nella botola la salsiccia fresca. Questo lo racconto a Firenze, disse il fiorentino. Ma che figurone, io lì in mezzo alla piazza di mercato, davanti a tutti i ratti che mi chiedono come andate, io gli racconto che ero andato a provare un'avventura, io, un curato e un fattore. Siamo andati a casa di un gigante e il gigante ha ucciso il curato e il fattore, che eravamo io, un curato e il fattore, e il fattore aveva ucciso il curato e il fattore, io, curato, fattore, il fattore e il curato li ha uccisi. Non fece in tempo a rallegrarsi della cosa che capì che il prossimo a morire sarebbe stato lui e non avrebbe potuto raccontare più niente. E il fattore ha sistemato al suo posto, ma prima di sistemare te, caro Fiorentino, Ma non è ti necessario. farei una proposta. Ma no, ma Un bel pranzetto, non la fa. E cosa mangeremo? Pane, formaggio, pere e... Una salsina. Ma no! Salti in bocca l'ermana. Ma no, più buono! Salamella, Ma salmone. no, quasi! Salsiccia fresca! Capite che il fiorentino non aveva più fame, non riusciva a mangiare niente, non buttava giù neanche un boccone, mentre il gigante ingollava quelle salsicce come un ossesso. Quando però si trattava di tagliare il pane, lo mancava, andava tutto storto, non ce la faceva, lo tagliava male, e tutto per colpa di un occhio che andava male. E allora il fiorentino principiò a dire: ma sa che lei è davvero un bel gigante? Certo. Beh sì, guarda, che cosce, che spalle, che petto, che portamento, che personalità, che forza! Peccato per codesto occhio. E il gigante, a sentirsi osservato proprio dell'occhio che andava male, iniziò a grottare i sopracciglioni, a sbuffare rumorosamente, a macchiarsi il camicione. Ma sa che io conosco una cura che è un vero... Trascinano per terra il fiorentino che non riesce più a muoversi e il gigante che aveva sentito lo scroscio gli era quasi dietro. E allora il fiorentino trasse di tasca un coltello e si tagliò il dito di netto e scappò. E quando arrivò il gigante trovò solo il dito di marmo. E il fiorentino che scorreva, che scappava, che arrivò a Firenze con la lingua a penzoloni, che non riusciva nemmeno a respirare e che non solo gli era passata la voglia di girare il mondo, ma persino di raccontare delle sue stesse storie. E tutti i suoi amici gli dicevano: Fiorentino, mi sembra come che ti manca un dito qua o sbagliamo. No, è che me la sono tagliato perché tanto a me gli anelli non mi piacciono mica. E questa è la storia del fiorentino. Ma che La tua brutta versione. Allora, raccontiamo una storia. Michele, la senti? Sì. Tu che suoni, mi fai un'ambientazione così con qualche strumentino? Vai. L'hai già capito. Adesso sentite che sta la musica adesso. Non è che qua racconto un'esecuzione adesso. Non devo impiccare nessuno. Ho più. Ti hai capito. Bravo, perché è un musicista fine lui. Un po' più delicatino adesso. Capo, che fai? Non si sente niente. No, un po' più. No, allora un po' più finché tu ambientato. ti rangi, fatti che non ti va bene nulla, no? Ma non c'entra che non mi vada bene niente. Ma no, Una via di mezzo. c'è una via di mezzo, Una cosa, ma non si una sente. cosa ambientale. Sì, fai, si sente. La Sicilia. C'era una volta un re e una regina e avevano 7 figlie, tutte femmine. Ma è una storia da piangere. No, ma tu vedrai che dopo. A un certo punto, un giorno, venne una guerra al re
che perdette e fu fatto prigioniero. E la regina, insieme alle sue 7 figlie, fu cacciata dal castello, portata in una casupola dove tutto andava alla rovescia. Ma c'è bellissime storie, bro. Ah no? Ma parte così perché poi si può risollevare. Ecco, allora risolleva questa la Ma potrò raccontare la mia... Allora, dai, tutto andava male. No, sì, alla rovescia. Ambientazione casupola, tutto andava male. Aspetta, no. Vieni così, non ti potevi stare. Vai, risolleva, vai. No, ecco, adesso mi hai fatto perdere il segno. Basta. Dai, e un giorno la regina... Non mi visto, noi voglio contare. Un giorno la regina andò al mercato per comprare 4 fichi per le sue povere 7 figlie. Perché 4 diviso 7 non è facile. Io pensavi. Però calcolata anche la regina. La regina, ecco, mezzo fico a testa. Mezzo fico a testa. Fieste. Mentre era lì che cercava di raggradellare. No signora, no, mi dispiace, non le posso dare niente ormai. Signora, mi dispiace, sono una povera donna anch'io, mi dispiace, se ne deve andare. Voi sapete perché tutto vi va male? Voi avete in casa una figlia sfortunata. Finché avrete in casa quella figlia, non vi andrà niente bene. Cosa vorreste dire? Che adesso devo cacciare di casa una delle mie figlie? Precisamente. E io ne ho 7. Adesso sentiamo come faccio a sapere qual è. È quella che dorme con le braccia incrociate. Allora quella stessa notte la regina prese una candela e andò a vedere come dormivano le sue 7 figlie. E andò dalla prima, la più grande, e quella dormiva... Vabbè, meno male che è la più grande, no? Poi andò dalla seconda e quella dormiva drammatica un po'. Poi andò dalla terza, anch'io ho paura di scoprire cosa vedrò. E la terza dormiva con un ricciolo dietro i capelli. E poi andò dalla quarta, dalla quinta, fino ad arrivare alla sesta e alla settima, che era la più piccina. E quella dormiva... Oh, figlio mio! Madre, perché piangete? Ma come perché piango? Perché venne una vecchia e mi disse così e così, che abbiamo in casa la figlia sfortunata. Questa figlia sfortunata sei tu. Ah. Beh, allora... facciamo che io da quest'oggi mi chiamerò Sfortuna. Prendo le mie cose e lascio questa casa. E così, Sfortuna, la più piccola, nel cuore della notte iniziò a camminare, tutta sola. E camminò fino al fare del mattino, fino a quando vide da lontano una casa dove c'era un gran via vai di donne che erano tutte tessitrici, che lavoravano vicino accanto al fiume. E allora loro si fermarono perché videro una bambina tutta sola uscire dal bosco. E quella andò lì e disse: ma che tocchi? Ma che tocchi? Ma chi sei? Da dove vieni? Dal bosco. Chi ti ha detto di toccare? Come ti chiami? Sfortuna. Il tuo nome. E chi ti ha detto di toccare? Cosa se vuoi lavorare? Sì, signore. Sei venuta a servirti? Sì, signore. Allora mettiti a lavorare. E la misero a lavorare. E Sfortuna era brava, metteva a posto tutto. Era talmente brava che loro decisero che l'avrebbero tenuto anche per la notte. E quando alla sera, stanche del loro lavoro, decisero di tornarsene a casa, dissero: Sfortuna, vieni qua. Sì. Abbiamo visto che sei una vagabonda, però noi ti ospiteremo lo stesso. Attenzione, noi chiuderemo questa casa da fuori per 3 volte. E tu devi fare lo stesso da dentro. E non lasciar toccare niente a nessuno, perché qua ci sono tele, tappeti, arazzi preziosi. Buonanotte, Sfortuna. Buonanotte. Allora, Sfortuna andava a guardare, c'era una bestia che stava rompendo i telai, strappando gli arati, tagliando le tele, e la riconobbe. Era la sua sorte, che l'aveva seguita fino lì. Quando la mattina dopo, all'alba, le tessitrici tornarono, aprirono da fuori loro.
Sfortuna sarà a dormire. Questi ragazzi d'oggi che hanno sempre sonno. Sveglia, Sfortuna, siamo noi! Dai, apri! Eccola qua, avanti. Svergognata! Ma che hai fatto? No. Ma come? Ma ti avevamo detto di stare bene attenti! Ma cosa hai fatto? Questa è la ricompensa per averti ospitato! Vattene via, non farti vedere mai più! Vattene via! E così, di nuovo, tutta sola, senza nemmeno aver fatto colazione, Sfortuna si ritrovò a camminare per il bosco. Cammina Finché arrivò davanti a una bottega. Sopra questa bottega c'era un'insegna, pane, vino, legumi, c'era scritto. Sfortuna entrò e chiese la carità. Allora quella signora le diede un pomodoro, un pezzo di pane e un bicchiere di vino. E arrivò sera e quando il marito e la signora tornò, decisero insieme di ospitarla per la notte. Sfortuna, puoi rimanere a dormire qui, sopra quei sacchi di farina. Noi andiamo in casa nostra, al piano di sopra. Buonanotte. Buonanotte niente, perché era mezzanotte quando di sopra sentirono un gran scroscio giù nella bottega e si alzarono, scesero le scale, aprirono la porta della bottega e videro tutte le botti di vino stappate e il vino che correva alla casa. Svergognata! È questa la ricompensa per averti ospitato, vagabonda? Vattene via, non ti farò vedere mai più! Così di nuovo Sfortuna nel cuore della notte tutta sola si ritrovò a camminare, Cammina finché si ritrovò sulla riva di un fiume. Su questa riva del fiume c'era una signora che stava lavando dei panni. La guardò e disse: che hai da guardare? Sono spersa. Come ti chiami? Sfortuna. Sfortuna, vuoi lavorare? Oh sì signore. Sai lavare? Sì signore. Allora aiutami, lava insieme a me. E si misero a lavare. Sì, ma non sarà stato difficile, cioè No, la lavatrice. No, H2, no. No, lavare al fiume. Bianchi colorati leggero. No. Ecco. C'è un percorso preciso. Ma lavare veramente sono almeno 14 fasi. Almeno 14 fasi. Di cui la prima è maschi. Signori maschi, facciamo vedere che. La prima del mettere a lavare è. Però ci sono dei maschi? Sì, ci sono dei maschi. O neanche uno che lava? Sì. No, ma infatti Ti sporchi. immaginiamo la prima cosa, vabbè. Mettere? A mollo, bravi! L'azione. Sì, per come è solito. Vabbè, la prima è mettere a Mi mollo. raccomando per dopo, ricordate, Metteremmo. Bravissimo. Mettere a mollo, poi bisogna insaponare. Poi fregare. Poi raschiare. E sgrassare. E sciacquare. Seconda passata, insaponare, Fregare, raschiare, sgrassare, sciacquare. Terza passata, insaponare, fregare, raschiare, sgrassare, sciacquare, stropicciare, strizzare, sbattere, stendere, raccogliere, impilare, rammendare, inamidare, stirare, piegare e consegnare. a chi? Come a chi? A Reuzzo. A Reuzzo. Chi Chi è? è Reuzzo? È una storia siciliana, il regno delle due Sicilie. Il Reuzzo è il principe, il figlio del re che quando si mariterà diventerà re. Quindi questa signora è la lavandaia del re. La calma, è una delle lavandaie di corte, è la Gnà Francisca. Gnà Francisca si Sì. chiama. Ma Gnà Francisca, devo dire una cosa, Bene, perché il vostro bucato sembra davvero splendente oggi. Insomma, ci ho indovinato l'interinale. Molto bene, allora vi do proprio 10 zecchini di mancia che ve le siete meritate. Grazie mille, vostra altezza. Allora prese 10 zecchini, prese un vestito per Sfortuna e comprò della farina per farci del pane e 2 panni buccellati. Sì, pane? 2 panni buccellati. I panni buccellati è un tipo di pane che si prepara solitamente nei giorni di festa in buona parte della Sicilia. Sono con dei semi di sesamo e poi ognuno fa la sua ricetta, ma spesso hanno la forma del cuore. Quindi sono da vedere di bellezza. No, se tu li guardi, i panni buccellati, guardano e ti fanno mangiami, così. Ma sono buonissimi. Sono buonissimi. Sono buonissimi. Vabbè. Allora Gnà Francisca diede questi pani buccellati a Sfortuna e le disse: Sfortuna, vai al mare, chiama per 3 volte la mia sorte. Quando arriva, portale i miei saluti e fatti dire dove sta la tua di sorte. Vai dalla tua sorte e fai la stessa cosa.
Allora Sfortuna andò sulla riva del mare e chiamò per 3 volte la sorte della Gnà Francisca. Sorte della Gnà Francisca, sorte della Gnà Francisca, sorte della Gnà Francisca. Ah, e quella venne! Uscì dal mare una donna bellissima. Allora Sfortuna gli diede un pane bucellato, le portò i saluti e le chiese dove stava la sua risorte. E quella rispose: Vedi questa strada? vai avanti per un pezzo. Là troverai un forno. Lì che pulisce scopa e spazza. C'è una vecchia strega pazza. Tu trattala con le buone. Chiudi tutte le porte. Dalle il pane buccellato. È la tua sorte. Lei non lo vorrà, Ti farà degli sgarri. Griderà, sbatterà i Tu piedi lasciale il e pane. vieni via. E così Sfortuna fece tutta la strada e a quando arrivò a quel forno aprì la porta. Ma lì non c'era una donna bellissima, c'era una vecchia. Schifoso. Tutta polverosa, sporca. Schifo. Ma era la sua sorte, quindi disse: e vogliate favorire, sorticella mia? E mentre era lì, con il pane, lo porgeva alla sua povera sorte, quella disse: Ma chi te ne no, Ma chi te ne La signora! Ma chi te ne via? Ma chi te ne Lasci qui il pane e se ne andò. Se ne andò, perché se quella era domenica, il giorno dopo era lunedì. giorno di Giorno di bucato. del bucato. E il bucato non è 14 fasi, di cui la prima è benissimo. segnare. Oh, devo dire proprio una cosa, Gnà Francisca, che voi state divenendo la migliore di tutte le mie lavandaie. E quando non indovina indipendente è tutto quanto fa. Io proprio vi consegno altri 10 zecchini di mancia che ve le meritate. Grazie a lei, vostra altezza. E così fece la stessa cosa dell'altra volta. Riprese la farina, fece del pane, 2 puccellati, che portò alla propria sorte e alla sorte di Sfortuna. E così per diverse settimane, per diversi mesi, finché un giorno la Gnà Francisca fu convocata a palazzo dal re Uzzo in persona. Eccomi, vostra altitudine! Oh. Eccomi qua! Gnà Francisca, Ditemi, devo darvi una bella notizia. ditemi. È giunto per me il tempo di maritarmi. Ah, congratulazioni! Scusate. E visto che voi siete divenuta la migliore di tutte le mie lavandaie, è mia intenzione affidarvi tutti i panni della mia corte affinché diventino bianchi come solo voi sapete trattarli. A tal fine vi consegno una mancia anticipata di 20 zecchini, teneteveli per detti. Grazie, vostra altezza. Allora prese quel denaro, fece la solita cosa e in più però comprò un vestito nuovo per la sorte di Sfortuna. Cioè per la vecchietta. Sì, ma un vestito con le calze. E reggicalze. Sì, il guardinfante. E i crini fini. E la gonna. E la pomata per i capelli. E la spazzola. E i capelli fini. E il fiocco e tutto quanto. Questo lo diede a Sfortuna e gli disse di portarlo alla sua sorte. Allora Sfortuna andò e diede per prima il pane buccellato alla sua sorte. Vogliate favorire, sorticella mia? E questa, che nel frattempo si era già un po' ammansita, prese il pane e iniziò a mangiare. Sfortuna prese e le salta addosso e iniziò a sgredarla, a pulirla, a pettinarla, a rifarla da capo a piedi, a mettere le calze, il reggicalze, il guardinfante, i crini fini, la pomata per i capelli, persino i nastri di lino ai capelli. E la sorte, che prima sembrava una bestia selvaggia che si divincolava, quando si vide così accomandata, disse: Sfortuna, per il bene che mi hai fatto, voglio farti questo regalo. Ho del timore a prenderlo, ma vorrei aprirlo con Gnà Francisca. E Sfortuna corse a casa perché voleva aprire questo regalo con Gnà Francisca. Gnà Francisca, venite a vedere cosa mi ha dato la mia. Che succede? Venite. Vedetemi.
un regalone. È veramente... Questo è un regalo? Un bottone. Un bottone. Un bottone, pure tra l'altro di un colore discutibile. Un bottone marrone. Un bottone marrone. Proprio Complimenti, un regalone. Vabbè. Che fortuna. Chiedetelo voi che preferisco dimenticarmene. Va bene, va bene. Allora presi quello scatolino, lo infilo in fondo a un canterano, a un armadio, lasciandolo per un po' lì. Perché? C'era fretta! Sì, il Reuzzo si doveva maritare, no? Allora portò il bucato, il Reuzzo, ormai c'è la confidenza. Salve vostra altezza! Eccomi maestà! Ecco a voi, vostra altitudine! E che? Ma come che? Mi devo maritare! E ora si viene a scoprire che mi manca un bottone nella giacca. Vabbè, è un bottone. Scusate. Che volete saperne voi che venite dal popolo? Quello è il bottone del sole. Il bottone del sole? Bottone seminato insieme al grano, mietuto ad agosto, quando il grano ha il colore dell'oro, cotto 10 volte nel forno insieme al pane affinché abbia la fragranza del sole. Quello è il simbolo stesso del mio potere regnante. E ora si scopre che in tutto il mio regno non ce n'è uno compagno. Aspettate un attimo che mi state confondendo, non vi muovete, ma istitutine andò a casa, mise la mano in fondo al canterano, riprese lo scatolino della sorte di sfortuna, tornò dal Reuzzo e lo aprì di fronte a lui. Ma è lui! Magna Francisca! Per avermi levato da tale confusione, a peso d'oro voglio pagarvi questo bottone. Fate venire una bilancia! Allora si fece venire una bilancia nella sala reale. Mettete il bottone qui e 1 chilo d'oro qui. Un altro chilo d'oro. 10 chili d'oro. Mia Francisca voi non me la date a bere perché questo bottone pesa così tanto. Di chi è? E allora Gna Francisca fu costretta a raccontare la verità, che era merito di una ragazza che doveva diventare principessa, invece era diventata la lavandaia del re. E allora subito il Reuzzo la volle conoscere, la fece convocare a palazzo. E quando quella arrivò fece una riverenza davvero New Age. Poi del resto era pur sempre figlia di re. Il Reuzzo se ne innamorò all'istante. Cacciò la vecchia fidanzata e le chiese di sposarlo immantinenti. E quel giorno stesso si convolarono a nozze. E vissero per sempre felici e fortunati. Perché da fortunati essere felici. Oh, frutte, iute. I sindaci puaretti, scrivi in quadri i tiastinis, ma non vinna anche la farsorie per quello. La c'è? La farsorie. La farsorie. Ah, la padella? Sì? La padella. E c'è quel fasino. To barbe! Ah, no, la farsorie. Barbello! Ma va a domandare a lui, va. Allora aiute e va Lady Barbelò. E tu che hai quarta? Guisa! Non so, aiute. Oh! Tanti wines che mi su albata che ste porte. Aspetta che mi metti mudandone. Aspetta che mi metti bregone. Aspetta che mi metti la chiamese. Aspetta che mi metti la gabane. Sì! Dove? Oh, aiuto! Dove Barbelò? Voi domandate se puoi prestarnos la farsoria per fare scastini. Oh, sicuro! Hai chi? E voi altri scuncevi paesi. Con 4 castini. È un quarto di vino. Guarda lei. Ribuelle. Che buono. Che sta ben con i chiastini. Sì. Belle, gioile, benedette, vai. Potresti passare il Va tempo. bene. Ecco, belle che frutta. E via siamo a chiesa per cucinare le schiastini. E le smet?
sulla padiera, sul fuoco. Nog sul fuoco, si fusigni e vonde. Suli Boris. Sulle c'è? Boris. Boris, non devo Boris. Qui è il Boris. Che qua che tu sofflis ha venduto un cialino. Le bracci. Esatto. Le bracci, se no si fusignano. Sì, e non si quelli. Esatto. La cugina però fa la... tagliali. In realtà le schiastini si fa un... Sì, che roba. Pazzo. Vai. Ecco, muovili, se no si tacchi. C'è buono. C'è. Schiastini. C'è. C'è buonissimo, mamma. C'è buonissimo. C'è buoni che ti astina a pentolo. No, dammi un po' di blanchi per fiore. Oh, c'è buoni. I chiastini col vino. Ah, c'è buoni. Comunque hai la panza plena e poi lavora. Mandi, Buon lavoro. Io ho divisi pesati dalle tornare là. Sì, lo voglio normale. Allora, su te, io te, e ti appesso la fassoria e vale di Barbelò a tornare, no? E via per strada. Mi sei spenteata. Mi metti in banda 4 intestini e un quarto di vino per Barbelò. E c'è chiaf di mousse. Come ho voluto fare? Vuoi vedere chiaf di mousse? Vuoi vedere? E allora, io te, e chiate un mus. E vale dal mus. Non so. E chiappa la coda, e alza la coda, e mette sotto la farsoria e dice: caghe mus. Pof. Vale 4 schiaffini. C'è puzza, vedo un tapone. E allora però anche il vento, non fai il vento. Vedi, una bottiglia smenteata perché non ieri la raccolta differenziata e che ha preso una bottiglia e vale dal mos. Allora e tira su la coda e dice: pisa mus. Pone, ha preso la farsoria e vale dei Barbelò. Guisa! Lo so io te. Oh la magneciute, ben benedete! Mi ha spartato i chiastini! Farsoria che mi mandi, grazie a tutti. Schiampe via subite e va a chiesa a platarsi. Perché e siare la porta, e siare il barcone, e siare il portone. Oh, c'è premura, aiute! Vede che mi vuoi mappare i chiastini, sa? No. Pah! Chiastinis di mus! A me! Vede che mi netti la voglia con un po' di vino! Vin di mus a me! Aiute. Totti proprio di chi veni a mangiare. E allora Barbelò fa rive e acciate il portone sierà. I barconi sierà. La porta col clostri. Acciate parzore e sul cuvier è la cape che fume. E allora con un salto ecco che lei sul cuvier. E allora aiuta e senti il rumore, parzore dal tetto e ci fa e schiampa e corso bestiale se va in camera e si mette lì sotto la pleta. E tu senti sbrabababam. Barbelò fa l'entrata in chiesa. Aiuta! I sono entrati in chiesa. In chiesa. Aiuta! I sono da pidestialis. Tapite schialis. Aiuta! I sono sul prinstialin. Sul preschialin. Aiuta! Sono sul secondo schialin. Sul secondo schialin. Aiuta! Sono dall'ultimo schialin. Aiuta! I sono dalla stanza. Alla che stanza. Aiuta! I sono da pidaliet. Aiuta! E ti chiavi la plette. E alla mandia, con che bocciate, alla mastrucce con che tintazzi. E dopo con le grandi rutate alla glutta. E al torno a chiesa. Subito dopo torni a chiesa
la mamma di Iute, che va in chiesa e a tor parcerile. Iute, dove sei tu? Iute, sei tornato a casa, Iute, dove sei tu? A noi. Iute? A noi. Parce? No, perché che la bandiale barbelò. Ma sì? Sì, un po'. Parce? Perché barbelò fa mangia sempre Le fruttis che conti in bausi.